Con ago e filo riesce a fare di tutto, ma il sabato sera non chiede un bottone, perché per Andrea è sacro e inviolabile. La sua sartoria chiude al pubblico e apre alla musica, alle 5 in punto. Il sabato io lavoro fino alle 5 di lavorare e cominciamo a suonare. Vengono gli amici, mi vengono a trovare e facciamo musica. Smetto di fare il sarto e faccio il musicista. Passione e lavoro, metro e mandolino. Lui ne ha decine. Una vita che qui dentro si sdoppia con le stesse mani che cuciono, tagliano, fanno asole e occhielli. Da decenni, a 2 passi dalla cattedrale, suonano e fanno baldoria, proprio in quel giorno della settimana. Non importa che fuori ci siano... È una decina d'anni che facciamo questa... facciamo musica. Quando capita... facciamo la serenata alla zita, prima di maritarsi ci facciamo la serenata. Il fidanzato viene e ci andiamo a fare una bella serenata la notte prima delle nozze. È quanto mai vario, folk, classica, siciliana o napoletana. Comunque sia, la musica è un filo che qui non si spezza. Da anni nella band, oltre al sarto, c'è il muratore, il maresciallo in pensione, il falegname, il carpentiere e poi la porta è unirsi al gruppo che usa questa bottega come un jukebox che attira come una calamita la curiosità di chi passa per strada. Noi ci siamo conosciuti circa 10 anni fa, siamo andati a fare un provino per la corrida e ci siamo conosciuti con Andrea. E da allora siamo diventati amici, poi lui mi ha presentato a Marco col mandolino, a Matteo, a Michele, a tutti, diciamo. Perché mi piace andare in bicicletta e ho sentito il suono del mandolino, della chitarra. Ho sentito dentro di me un qualcosa, rievocarsi un qualcosa di antico. Mi sono fermato e ho visto lui che stava nella sua bottega. E mi sono fermato. È stato un colpo di fulmine. Allora gli dissi, ma a me piace moltissimo. C'era una chitarra, dici, prendi la chitarra, se ti piace. E abbiamo cominciato a fare qualche accordo, pian piano, e adesso mi sono appassionato. Malgrado il mio livello di suonatore è rimasto molto, molto limitato. Canta Totò d'Alberto. Vai! Sono lieto di avervi ospitato nella mia bottega, perché tornate quando volete che mi fa piacere, veramente.